Noi presenteremo, se verremo eletti, se avremo la possibilità di farlo, un'anagrafe, un progetto di anagrafe patrimoniale, per cui si sappia quanto, come è messo uno economicamente quando entra in politica e come è messo quando esce. E vorremmo fare politica in modo diverso guardando agli obiettivi. Se noi guardiamo destra e sinistra, oggi sono simili. Sono tutti pro-UE, vado in sede nazionale, sono tutti pro-NATO, sono tutti filo-americani, ma non c'è nessuna differenza. Ma allora che politica è? La politica dei soldi, la politica del potere, la politica delle sedie, la politica delle prebende, la politica del... Cioè noi siamo contro innanzitutto questo modo di far politica. Io sento Salvini che dice tutto bene il centrodestra, tutto d'accordo. No, non è assolutamente vero, c'è una guerra in corso tra la Lega, Fratelli d'Italia e partitini minori e roba del genere. Non c'è assolutamente, c'è una guerra per i posti.